terza giornata nel campionato di Serie 2 Girone A di calcio a 5 femminile. Il Padova torna nella palestra di Via Venzone per ospitare il top 5 e continuare una marcia vincente che l'ha vista raccogliere 2 successi consecutivi nelle prime 2 giornate di campionato. È in forma la formazione di Arianna Barcaro e guardate un po', bastano 7 secondi appena per trovare il gol del vantaggio e lo segna Tasca dopo questa azione avviata proprio dal calcio d'inizio, quindi si mette subito benissimo per il Padova in vantaggio dopo 7 secondi e dopo il gol soffre un pochino la formazione biancoscudata, ma il merito di essere cinica e trovare il 2-0 è bravissima Silva a recuperare questo pallone, a scambiare con Pezzolla e a trovare il 2-0. Gol di Silva del 2-0 con cui si chiude la prima frazione di gioco, qui altruiste entrambe le ragazze e primo gol di Silva in quella che sarà la sua giornata, perché nel secondo tempo dopo poco più di 5 minuti c'è questo pallone ben giocato da Tasca, poi Fernandez ancora per Silva ed è il 3-0 del Padova, doppietta per Silva e gara in ghiaccio per le biancoscudate che giocano bene come si può vedere da questa azione. 3-0 poi al quarto d'ora del secondo tempo ancora il Padova con Fernandez e qua il gol più bello di giornata è quello di Silva che trova la sua tripletta con questo splendido colpo di tacco sul tiro di Jessica Fernandez, il tacco con il sinistro. 4-0 per un Padova che si diverte, poi ancora Fernandez, ancora Silva che mette in mostra anche grande caparbietà nel suo repertorio, trova il poker personale, trova il quinto gol per il Padova che manda in archivio una nuova vittoria, fanno 3-3 per la formazione biancoscudata che vola in testa alla classifica. La settimana prossima andrà in casa del Pero e ai nostri microfoni a commentare questa vittoria ci sono proprio la mattatrice Lidia Silva, Maria Carollo e il vice allenatore Stefano Valso. Potrà essere, se Dio vuole, un bellissimo campionato. Noi puntiamo sempre ad arrivare il massimo in classifica, speriamo veramente di arrivarci a fine campionato con la stessa grinta e con le stesse possibilità di andare su. Sì, sicuramente è una bella vittoria e anche abbastanza larga come risultato. Noi stiamo trovando un sacco di continuità e sono molto contenta perché per me è la prima esperienza, è il primo anno a Padova ed ero un po' preoccupata di come sarebbe cominciata questa avventura, anche per tutta la situazione un po' esterna anche al campo. Però noi siamo ciniche in questo momento, quindi stiamo cercando di raccogliere il più possibile. E sicuramente le ho trovate estremamente accoglienti, gentili ed espansive, cosa che io caratterialmente non sono abituata ad essere, però con loro è stato abbastanza facile riuscire ad integrarmi nel gruppo e sto riuscendo a trovare anch'io la serenità e la tranquillità per riuscire anche in campo ad esprimere il mio meglio. Sì, un inizio campionato che non ci aspettavamo così, siamo contenti, sono contento io in primis. E adesso comunque viene il bello perché se ci lasciano continuare il campionato ogni partita sarà molto più dura perché ci aspettano, visto che comunque siamo davanti, insomma. Il margine di miglioramento potrebbe essere sicuramente il fatto che vadano in gol più giocatrici, perché giustamente oggi ha fatto 4 bellissimi gol Lilli, un altro gol di Michela, che sono sempre diciamo le solite che segnano, ma l'obiettivo appunto è far segnare anche insomma chi non ha ancora realizzato un gol, insomma.